Ritrovarsi nel segno della fraternità del sangue per continuare a camminare insieme con la forza della memoria delle radici. L'appello di Papa Francesco in Romania incontrando la Chiesa ortodossa. Telepace sia sempre più al servizio del territorio e del bene che c'è nelle sue comunità. Il messaggio di Monsignor Tanasini per il 29° compleanno dell'emittente diocesana, festa a Rupinaro con le istituzioni e i volontari. Ufficiale la nuova giunta di Rapallo, vice sindaco riconfermato Pier Giorgio Brigati, assessore Filippo Lasinio, Franco Parodi, Elisabetta Lai e Antonella Aonzo. Tra attese e speranze entra nel vivo la stagione balneare, ripristinati i danni della mareggiata nel weekend, finalmente il meteo dovrebbe aiutare il settore a ripartire dopo una primavera deludente. Una piccola edicola per una memoria collettiva è stata restaurata a Sestri Levante l'edicola mariana sul ponte medievale di Santo Stefano del Ponte, punto di sosta irrinunciabile lungo le antiche vie di comunicazione. Rapallo ospita l'11° convegno sulla chirurgia della mano. Domani all'ospedale di San Pietro di Novella aggiornamenti sulle ultime novità in materia di anestesia locale. Buonasera ai telespettatori di Tigullio Oggi. Il viaggio apostolico di Papa Francesco in Romania in apertura, diversi momenti che hanno scandito la prima giornata a Bucarest. Tra questi l'incontro con il capo della Chiesa ortodossa. Ritrovarsi nel segno della fraternità del sangue per continuare a camminare insieme con la forza della memoria delle radici nell'ascolto del Signore e verso una nuova Pentecoste di annuncio e di missione. Queste le parole del Pontefice che insieme al Patriarca al termine dell'incontro ha recitato la preghiera del Padre Nostro. Vediamo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Nella comune preghiera del Padre Nostro è racchiusa la nostra identità di figli e oggi in modo particolare di fratelli che pregano l'uno accanto all'altro. E la recita in latino del Padre Nostro a concludere l'intenso momento di incontro nella nuova cattedrale ortodossa della Salvezza del Popolo di Bucarest tra Francesco e il caro fratello Daniel e i fedeli ortodossi. La propria chiamata non è completa senza quella del fratello, aveva detto in apertura del suo discorso il Papa, riferendosi allo speciale legame tra Pietro e Andrea e alle due chiese che rappresentano. Oggi vogliamo elevare insieme gli uni accanto agli altri, gettare insieme dal cuore del Paese la comune preghiera del Padre Nostro. Aiutaci a vincere la tentazione di sentirci figli maggiori che a forza di stare al centro dimenticano il dono dell'altro. Questa è l'invocazione del Papa che ha stigmatizzato le dinamiche orientate dalle logiche del denaro, degli interessi, del potere, del consumismo sempre più sfrenato che ammaglia con bagliori luccicanti ma evanescenti. Aiutaci, Padre, a credere in quello che preghiamo, a rinunciare alle comode sicurezze del potere, all'ingannevole seduzione della mondanità, alla volta presunzione di crederci autosufficienti, all'ipocrisia di curare le apparenze. Così non perderemo di vista quel regno al quale tu ci chiami. Il Padre Nostro non è una preghiera che acquieta, è grido di fronte alle carestie di amore del nostro tempo, ha proseguito Francesco, sottolineando che il pane che domandiamo oggi è anche il pane di cui tanti ogni giorno sono privi, mentre pochi hanno il superfluo. No dunque all'individualismo e all'indifferenza, sì invece alla capacità di condividere, non di accumulare, di sfamare gli altri più che riempire noi stessi, perché il benessere è tale solo se di tutti. Incoraggiaci a trovare nel fratello quel sostegno che tu ci hai posto a fianco per camminare verso di te e ad avere insieme il coraggio di dire Padre nostro. Amen. Questo pomeriggio Papa Francesco, dopo l'incontro con la Chiesa ortodossa, ha celebrato la messa nella cattedrale di San Giuseppe a Bucarest. Nell'omelia ha parlato della Vergine Maria, sottolineando di lei una semplice ragazza, la totale fiducia nella grandezza del Signore. L'invito ai fedeli è stato quello di vivere la gioia che nasce dalla presenza potente di Dio in mezzo ai suoi. Contemplare Maria ci permette di rivolgere lo sguardo a tante donne, madri e nonne di queste terre che con sacrificio e nascondimento
talento, abnegazione e impegno plasmano il presente e tessono i sogni del domani. Donazione silenziosa, tenace e inosservata che non teme di rimboccarsi le maniche e caricarsi le difficoltà sulle spalle per portare avanti la vita dei propri figli e dell'intera famiglia, sperando contro ogni speranza. Una speranza che appartiene al popolo romeno, che resiste al di là di tutto le difficoltà e apre il futuro. Queste le sue parole. E facciamo un passo indietro. Questa mattina alle 10 il pontefice è arrivato all'aeroporto della capitale, accolto dal presidente della consorte. Al palazzo presidenziale poi la cerimonia di benvenuto, l'incontro con il primo ministro e quelli con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico. Vi incoraggio a continuare a lavorare per consolidare le strutture democratiche e dare risposta alle richieste dei cittadini, facendo esprimere tutto l'ingegno di cui questo popolo è capace, ha detto Francesco, che ha auspicato il consolidamento di una società inclusiva. Sentiamo proprio un passaggio del suo discorso. Camminare insieme come modo di costruire la storia richiede la nobiltà di rinunciare a qualcosa della propria visione o del proprio specifico interesse a favore di un disegno più ampio, in modo da creare un'armonia che consenta di procedere sicuri verso mete condivise. Questa è la nobiltà di base. In tal modo si può costruire una società inclusiva nella quale ciascuno diventi protagonista del bene comune, una società dove i più deboli, i più poveri, gli ultimi non sono visti come indesiderati, come intralci che impediscono alla macchina di camminare, ma come cittadini, come fratelli da inserire a pieno titolo nella vita civile. E domani continua il viaggio apostolico di Papa Francesco in Romania. Alle 9:30 la partenza in aereo per Bacău, dove il Papa arriverà alle 10 per trasferirsi in elicottero alla base aerea della brigata di montagna di Mierecurea Ciuc. Alle 11:30 la messa nel santuario di Sumuleu Ciuc, al termine della quale il Santo Padre si trasferirà in elicottero all'aeroporto di Iasi per la visita alla cattedrale di Santa Maria Regina alle 17:15. L'incontro mariano con la gioventù poi e le famiglie nel piazzale antistante il Palazzo della Cultura. Qui il Papa terrà il suo discorso prima della partenza in aereo per Bucarest, prevista per le 19, e il rientro nella capitale ungherese un'ora dopo. Momenti tutti questi domani che Telepace seguirà in diretta su Telepace 1 al canale 15. Voltiamo pagina. Telepace adesso ha vissuto la festa per il suo 29° compleanno, con lo sguardo proiettato al 30° anniversario che si celebrerà il prossimo anno. Lo ha ricordato anche Monsignor Tanasini, il vescovo di Chiavari, nell'omelia pronunciata nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro, alla presenza di amici, sostenitori, volontari e collaboratori dell'emittente e delle forze dell'ordine e di tanti sindaci del territorio, alcuni dei quali di recente elezione o rielezione. Da parte di Monsignor Tanasini un invito forte a mettersi sempre più a servizio del territorio. Telepace è nata come una scommessa, un sogno di Monsignor Daniele Ferrari e di tanti che lo hanno aiutato a realizzarlo. Ha scelto di essere comunitaria e di contare, cioè, sul sostegno concreto della comunità in cui vive. Vive, cioè, in quanto desiderata dalla sua comunità. Lo ha ricordato Monsignor Tanasini celebrando l'Eucarestia per il 29° compleanno dell'emittente diocesana. E questo per noi è un vanto perché vuol dire che non c'è la potenza economica alle spalle e quindi direi un condizionamento, c'è semplicemente un essere a disposizione. Ma ogni compleanno è anche occasione per una verifica. Telepace ancora è sempre al servizio di Dio e dell'uomo? Lo è non solo e non tanto perché trasmette azioni legate alla vita della Chiesa, ma lo è perché ha scelto il bene. Vedere e scoprire il bene, senza mistificare la verità, senza rinunciare a guardare in faccia le cose, ma ad accorgersi che nel mondo c'è anche il bene qui nel nostro territorio.
Il bene sottolineato e costruito, ha aggiunto Monsignor Tanasini, diventa anche servizio all'uomo, già solo per il fatto di radunare attraverso la sua comunicazione una grande varietà di presenze. Perché Telepace è a servizio, ha sottolineato il pastore della diocesi, non solo della Chiesa ma del Tigullio e di chi ci vive, ed è chiamata a mostrare la presenza di Cristo nel mondo come ha fatto il Signore, lavando i piedi ai suoi discepoli. Ecco, Telepace vuole essere un po' quel catino, quello straccio di cui si cinge Gesù per farsi vedere. E allora a questo punto diventa davvero un servizio di Dio e dell'uomo. Al termine della messa celebrata a Rupinaro, un momento di festa sul piazzale della chiesa con tanti amici e sostenitori, Roberto Costa ha raccolto alcune voci che sentiremo poi, ne riproporremo poi martedì prossimo nella rubrica Si può dare di più. Sentiamo un estratto. Mi ha fatto molto piacere la presenza di tante realtà del volontariato, come ha sottolineato il Vescovo, e direi che ci riconosciamo, per noi la nostra emittente, perché dà voce a tanti aspetti della vita civile che diversamente non verrebbero a conoscenza della gente. Si è instaurata un'amicizia grande tra i giornalisti di Telepace e i giornalisti del Cittadino. Credo che sia stato per noi di Genova un motivo importante per poter crescere. Da parte nostra non possiamo che augurarvi di andare avanti e sempre meglio. Ho sentito una presenza oggi straordinariamente grande e bella e penso che voi e noi che lavoriamo nei mass media ci sentiamo incoraggiati dalla vostra attività. Vorremmo essere capaci di contribuire maggiormente ancora, piano piano, chissà che non sviluppiamo migliori sinergie. È sempre un bellissimo servizio, ecco, quello per Telepace, anzi dovrei proprio ringraziare anche per quello che mi ha offerto. Comunque come volontario ho imparato tantissimo, sia dall'aspetto tecnico sia anche il lavorare insieme in un bellissimo ambiente e mi piace molto proprio il servizio che fa per le persone, per il territorio anche. L'essere TV comunitaria vuol dire che siamo parte di un tessuto, di un'appartenenza, di un territorio e di persone che ritrovano dei valori comuni e vogliono servire un bene che è di tutti e tutti dobbiamo servire. Noi lo facciamo attraverso lo strumento della comunicazione che è la televisione, la radio, internet, i mezzi della comunicazione sociale. E quindi grazie a coloro che ci hanno aiutato e chiediamo di aiutarci in questo cammino futuro che è ancora ricco di incognite, anche di possibilità, di potenzialità che saranno affidate proprio al nostro tessuto sociale, a coloro che credono in questo strumento e gli consentiranno, se lo credono, di continuare il suo servizio. La politica amministrativa, il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, ha ricevuto questa mattina la visita del questore di Genova, Vincenzo Ciarambino, accompagnato dal vice questore Giacomo Turturro. Erano presenti anche gli assessori recentemente nominati dal primo cittadino che questa mattina hanno firmato le deleghe. Per Giorgio Brigati è stato nominato vice sindaco, riconfermato vice sindaco. Gli altri assessori Filippo Lasinio, Franco Parodi, Elisabetta Lai e Antonella Aonzo. Durante l'incontro è stata rinnovata la volontà di collaborazione tra l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine sul tema della sicurezza sul territorio. E andiamo sul nostro sito per una notizia che riguarda il turismo. Entrerà in vigore da domani la nuova disciplina di applicazione dei codici identificativi delle strutture ricettive, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore al turismo. Dovranno essere pubblicati dai titolari di alberghi e appartamenti ammobiliati a uso turistico in tutte le iniziative di promozione e commercializzazioni effettuate direttamente o tramite intermediari su qualsiasi mezzo di diffusione, a garanzia questo degli standard di qualità che le strutture registrate dalla Regione devono offrire ai clienti. L'obbligo di uso dei codici entrerà in vigore in 2 fasi successive.
E sempre domani, con il 1° di giugno, entra ufficialmente nel vivo la stagione balneare. Il meteo, che fino ad oggi non ha aiutato, finalmente in queste ore dovrebbe dare una mano a far ripartire un settore in difficoltà. Ripristinati i danni della mareggiata, si aspetta ora l'arrivo dei turisti e dei bagnanti per i primi tuffi. Siamo andati a vedere. Speriamo che sia una stagione bella, perché fin qui le premesse non sono state buone, è stato maltempo da metà aprile fino ad adesso. Speriamo che cambi, speriamo che arrivi il caldo da poter lavorare. Ecco. Il litorale del Tigullio, colpito fortemente dalla mareggiata di fine ottobre, si è cercato di ripristinare il possibile. A che punto siamo? Ci sono stati molti danni, sopra 1.700.000 euro per tutti gli stabilimenti balneari, tutti gli stabilimenti hanno avuto danni. Ci siamo messi subito di buona lena a riparare i danni della mareggiata, siamo pronti, siamo quasi tutti pronti, tranne forse 1 o 2 realtà, però siamo pronti per iniziare la stagione. Questo è un settore importante anche dell'economia del territorio del Tigullio, ci sono aziende che lavorano e si dà lavoro a tante persone. Sì, ci sono nella nostra zona, nel Tigullio, oltre 100 stabilimenti balneari e si fondano principalmente su una gestione familiare. Che dà lavoro appunto a molte persone. Se funziona il turismo balneare, funziona tutta la cittadina da un punto di vista turistico. Diciamo che noi ci stiamo attrezzando per dare il maggior numero di servizi e il maggior numero di comodità ai turisti che arriveranno. Qui siamo a Lavagna, anche questo litorale è stato colpito dalla mareggiata, si attende con ansia l'insediamento del sindaco per essere operativi al 100%. Sì, attendiamo con ansia l'insediamento del nuovo sindaco, intanto faccio i complimenti al dottor Mangiante, chiediamo al nuovo sindaco una maggiore attenzione rispetto alle amministrazioni precedenti a riguardo alla difesa della costa. Le spiagge si stanno sempre di più erodendo, quindi siamo stati gravemente provati da questo evento, quindi vanno ripristinati i pennelli e le spiagge. Quindi auspichiamo anche una maggiore manutenzione delle spiagge, maggiori ripascimenti e la difesa delle coste allungando i pennelli e facendo delle dighe soffolte. A Genova si sono concluse con successo anche le operazioni di taglio e calo della trave tampone tra le pile 10 e 11 del Ponte Morandi. L'impalcato pesava 750 tonnellate, era lungo 36 metri e largo 18. Le operazioni di taglio, svolte come di consueto tramite filo diamantato, sono iniziate ieri mattina. Il calo, iniziato alle 16 nel pomeriggio, si è concluso alle 20. Disagi in vista per l'erogazione dell'acqua lunedì prossimo a Chiavari nella zona di Ribasso. Dalle 13:30 alle 17:30 verrà sospeso il servizio in salita Ceive, via Entella, solo i numeri dispari dal civico 231 al 297, in via Piacenza per i numeri dispari dal civico 1 al 167 e altri numeri di via Canale, via Privata Comignano e via Pio X. L'attività di controllo e monitoraggio dei canali di deflusso delle acque bianche cittadine ha infatti individuato 2 interferenze. La prima causata dalla presenza di una tubatura dell'acquedotto, la seconda quella della fognatura. Entrambe le criticità verranno rimosse. E prosegue invece a Santa Margherita Ligure la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con quelli a LED più performanti dal consumo energetico inferiore. Con una spesa di circa 52.000 euro tra acquisto e installazione sono in corso gli interventi nel centro storico. Le caratteristiche lampade ospiteranno al loro interno i LED. Il prossimo passo sarà sui lampioni di via Dogali. In tutto saranno installati 133 nuove lampade a LED. Notizia che abbiamo letto anche sul nostro sito teleradiopace.com. A Sesti Levante invece questa sera sarà inaugurato il restauro dell'edicola sul ponte medioevale nella zona di via Nazionale nella parrocchia di Santo Stefano del Ponte. La parrocchia l'ha restaurata grazie ad un contributo del comune e con la supervisione della soprintendenza. Edificata nel 1700, già restaurata all'inizio del Novecento, l'edicola è dedicata a Maria. Vediamo. A quando risale la storica edicola sul ponte nella zona della parrocchia di Santo Stefano? La prima testimonianza più antica è del 1579, quando il vescovo di Brugnato, Monsignor Mascardi, in visita pastorale, nella sua relazione ne attesta la presenza. Non sappiamo però nessun particolare sull'edicola. Si trova però su un ponte che ha una caratteristica importante per questa zona. Sì, è un ponte di origine, un ponte medievale, ristrutturato poi agli inizi del Settecento,
Questo ponte rappresentava la via di accesso dal borgo alla Pieve di Sestri ed era un punto viario, prima dell'avvento della moderna viabilità carrabile, abbastanza importante per l'intersezione di varie strade, sia costiere che muovevano anche verso l'interno. Nel corso della ristrutturazione del ponte nel 1724, un intervento che ha portato anche a un grosso intervento di bonifica, perché le acque del Gromolo esondavano molto spesso. È stato poi nell'ambito di questo intervento anche sistemata l'edicola, e infatti la lapide marmorea che è posta nello zoccolo dell'edicola stessa attesta questo intervento, l'intervento di bonifica delle acque. Interviene in questo momento anche la dedicazione alla Madonna, il culto del Carmine era ormai una realtà assodata, proprio perché proteggesse anche proprio da queste esondazioni del Gromolo. Infatti nell'edicola viene definita la Signora delle Acque. L'edicola, oltre ad essere pregevole dal punto di vista estetico, è sempre stata un riferimento identitario, culturale per tutta la comunità. È stato fatto un restauro molto attento sia dal punto di vista architettonico che proprio di recupero delle notizie sul percorso dell'edicola, in collaborazione con la soprintendenza, con l'architetto Maggi, insomma con tante persone che sono state vicine al progetto e anche tanti volontari che hanno seguito il percorso, per cui insieme al parroco Don Marco Torre, insieme alla comunità di Santo Stefano del Ponte e all'amministrazione comunale ci è sembrato giusto avere questo momento pubblico di inaugurazione venerdì sera alle 21 proprio sul ponte, sul ponticello, invitando tutti i cittadini a partecipare. Una 3 giorni all'Isola d'Elba sul tema della bellezza e la proposta del settore giovani dell'Azione Cattolica della nostra diocesi rivolta ai ragazzi di prima, seconda e terza superiore delle parrocchie del territorio. L'iniziativa si svolgerà dal 26 al 28 giugno, ci sono ancora dei posti disponibili, per iscrizioni ci si può rivolgere agli animatori delle proprie comunità parrocchiali. Apriamo ora la consueta finestra sull'Arcidiocesi di Genova. Francesca Di Palma della redazione del Cittadino ci parla del pellegrinaggio a Roma dei Cresimati e un progetto scolastico a Genova Pra. Benvenuti da Genova. Erano 900 i cresimati e i cresimanti della diocesi che si sono recati a Roma nello scorso fine settimana per il pellegrinaggio loro dedicato e organizzato come ogni anno dall'ufficio catechistico diocesano. Accompagnati dall'arcivescovo, da tanti sacerdoti e dai catechisti, i ragazzi hanno vissuto 3 giorni nella capitale, andando al cuore del cristianesimo e della storia della Chiesa e della fede. 3 giorni di festa ma anche di impegno e preghiera, con un programma molto fitto, caratterizzato dalla visita alla Basilica di San Pietro e alle Catacombe, dall'incontro con i cardinali Tarcisio Bertone e Angelo Comastri nei Giardini Vaticani, fino alla celebrazione della messa in San Giovanni in Laterano, presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco. Quest'anno i ragazzi hanno avuto la gioia di un incontro privato con Papa Francesco, che sabato mattina davanti alla casa Santa Marta è sceso fra i 900 berretti rossi, lasciandosi abbracciare e salutare da tutti. Una grande emozione. I ragazzi non potevano credere di essere così vicini al Papa per poterlo salutare e ringraziare. Il pontefice ha voluto ringraziare personalmente anche il cardinale Bagnasco per questa visita insieme a tanti giovani. E ha rivolto ai ragazzi l'invito a pregare sempre per Maria, la mamma che saprà sostenerci sempre nella vita. E cambiamo argomento. È stato presentato lunedì scorso a Pra il progetto La scuola al centro della periferia, ideato dall'Istituto Comprensivo Voltri 2 con la comunità di Sant'Egidio. La comunità con questa iniziativa supporta la scuola di quartiere, affrontando tutte le criticità di questa difficile periferia e offrendo servizio di doposcuola ogni giorno, formazione per i docenti e i genitori e un educatore di classe. Inoltre è previsto anche un servizio di supporto a tutti quei giovani che, usciti dal sistema scolastico, faticano oggi ad inserirsi nel mondo del lavoro. Bene, da Genova è tutto, ora la linea può tornare a Chiavari e noi ci rivediamo la settimana prossima. Arrivederci.
E si svolgerà domani con inizio alle 8:30 all'ospedale di Rapallo l'11° convegno dedicato al tema della chirurgia della mano organizzato dalla struttura d'ortopedia dell'ASL 4 Chiavarese. Saranno illustrate le principali novità relative all'applicazione di una nuova tecnica anestetica per effettuare gli interventi alla mano e le sue articolazioni, tecnica nella quale la nostra ASL ha una funzione di centro pilota. Sentiamo. Di che tipo di procedura si tratta? In realtà si tratta di una procedura con farmaci non di recente introduzione, ma che sono stati introdotti recentemente nella chirurgia della mano in sostituzione di anestesie più importanti, più pesanti per il paziente. Nello specifico si utilizza un'anestesia locale per poter portare a termine interventi che routinariamente, fino a un passato non troppo lontano, venivano effettuati o in anestesia generale o in anestesia di plesso brachiale, cioè addormentando tutto il braccio ed eseguendo un'infiltrazione di anestetico vicino al collo oppure a livello dell'ascella. Non sono necessari esami preoperatori molto invasivi, non è necessario fare una preparazione come per altri tipi di anestesia. Il paziente ha anche come grosso vantaggio di non dover sospendere terapie importanti come le terapie anticoagulanti. Il paziente in teoria arriva, fa l'anestesia come se andasse dal dentista e poi se ne va dopo aver fatto l'intervento. Dove è già stata introdotta questa procedura? È una procedura che da oltre 10 anni ufficialmente è stata introdotta in America. Molto più recentemente si sta iniziando, si sta diffondendo sempre di più nell'ambito della chirurgia della mano anche in Italia. Ci sono alcuni centri pilota, tra cui il nostro, che conducono questa anestesia. Arriveranno chirurghi da tutta Italia per partecipare a questo convegno. Qual è l'importanza per il nostro territorio di ospitare un evento di questo livello? Diciamo, sono già diversi anni, questa è l'11ª edizione che faccio, che insomma sono contento di organizzare perché è un po' il mio, come si dice, il mio pallino, ecco, la chirurgia della mano da oltre 30 anni che pratico. E l'importanza secondo me è che in questi ultimi decenni in cui pratico questa chirurgia, questa ha avuto secondo me un grosso sviluppo, ecco, anche non secondo me, i numeri parlano abbastanza chiaro e diciamo, mentre fino a poco tempo fa si faceva riferimento soltanto ad alcuni centri regionali di riferimento, adesso insomma anche la nostra ASL sta avendo dei numeri importanti e dei grossi risultati in questo settore della chirurgia ortopedica, in particolare della chirurgia della mano e del polso. Dalla sanità alla cultura, perché continuano gli incontri del Festival della Parola a Chiavari. Tra i principali appuntamenti di domani, lo spettacolo serale Quando inizia la nostra storia, con protagonista il giornalista e scrittore ligure Federico Rampini, in programma alle 21:30 nella tensostruttura di piazza Nostra Signora dell'Orto dell'Agorà della Parola. Anche la musica sarà protagonista del terzo giorno del festival, con l'incontro Vittorio Descalzi racconta il suo De André alle 18 all'Auditorium San Francesco. Musica e parole silenziose invece all'Auditorium della Filarmonica alle 18, concerto tradotto interamente nella lingua italiana dei segni dal coro Mani Bianche Chiavari Liguria diretto da Titta Arpe. Il concerto si aprirà con l'anteprima del video Si dice così del regista Marco Lui, per un brano ispirato alla storia vera di Natasha Sejdic, cantato da Jacopo Cioni, vincitore del terzo premio Lo Zecchino d'Oro di 2 anni fa, e da Nicolò Pagliettini. Non mancheranno poi gli appuntamenti di storia, politica e attualità, come la conferenza Ogni muro ha una crepa, in programma alle 18:30 all'Agorà della Parola, il cui conduttore e giornalista televisivo di Rai Storia e Rai 3, Massimo Bernardini, dialogherà con lo storico Giovanni De Luna e lo scrittore Carlo Greppi sulla caduta del muro di Berlino e su tutte le barriere innalzate dopo il 1989 che dividono popoli e paesi nel mondo. In programma anche presentazione di libri e incontri con gli autori, come l'appuntamento con lo scrittore ligure Bruno Morchio, che alle 18:30 alla Società Economica parlerà del suo ultimo noir Uno sporco lavoro, la calda estate del giovane Bacci Pagano. Tante ancora le altre iniziative del Festival della Parola. Ora nella nostra scheda vediamo gli appuntamenti in programma per la giornata di domani nel resto del Tigullio.
Appuntamenti in agenda per sabato 1 giugno. Debutta l'Estate Ragazzi 2019 all'Oratorio di Maria Ausiliatrice a Monleone di Cicagna. Dalle 8 alle 17 attività per bambini e ragazzi dall'ultimo anno dell'asilo sino alla terza media. In piazza Conscienti di Ne, appuntamento settimanale con il mercatino agricolo della Val Graveglia. Dalle 8 alle 12 si potranno trovare primizie dei prodotti agricoli della valle. Meet the Meeting. Anche Chiavari ospiterà l'evento di raccolta fondi e presentazione del meeting di Rimini. Dalle 9 alle 19 in piazza Matteotti sarà allestito un gazebo con tutte le informazioni sull'evento. Dalle 10 alle 18 in via Palestra Santa Margherita Ligure si terrà l'11° Memorial Marco Marinoni, concorso fotografico a cura del Fotoclub Avis. Tema scelto: foto in passerella. Un nuovo punto di informazioni turistiche sarà inaugurato alle 10:30 in via Vittorio Veneto a Borzonasca. Lo spazio offrirà un servizio per accompagnare il turista alla scoperta dei tesori nascosti della Valle Sturla. Alle 11 nella sede della Società Economica Chiavarese si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso letterario Cibo e Cultura organizzata dall'Istituto Cabot e dall'Accademia del Turismo di Lavagna. Prende il via Varese Ligure il Valle Bio Festival. Nel cuore della vallata si incontrano produzioni, tradizioni e genuinità. Nell'area fiera dalle 11 benedizione ed esposizione del bestiame, alle 12:30 l'inaugurazione della 2 giorni. Dalle 14 sulla pista di San Giacomo di Corte a Santa Margherita Ligure si svolgeranno le Elimpiadi, animate dai bambini delle scuole primarie. Giochi di primavera dalle 14 alle 18 al Parco delle Fontanine di Rapallo, appuntamento per tutti i bambini dai 3 ai 10 anni, corsa nei sacchi, tiro alla fune e merenda finale. Sono giunti a conclusione gli appuntamenti inseriti nel ricco calendario dell'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16 nella sede di Villa Quairolo, festa finale per i corsisti e i docenti. Nell'ambito del ciclo di incontri allo spazio aperto di Via dell'Arco a Santa Margherita Ligure, Benedetto Mortola presenterà alle 17 il suo libro di poesie in genovese dal titolo Sutta in secus ad essa. Alle 17:30 all'Oratorio dei Neri di Rapallo, concerto di musica corale degli Amici Cantores di Milano. Nel corso dell'esibizione saranno raccolte offerte per i lavori di restauro dell'oratorio. Dalle 18 nei pressi dei ruderi dell'antico castello di Monleone di Cicagna, gli alunni dell'Istituto Comprensivo della Fontana Buona metteranno in scena una rappresentazione sull'edificio storico. Il coro Monte Cauriol si esibirà alle 21 nella chiesa di Sant'Anna al convento dei frati carmelitani scalzi di Corso Magenta a Genova. L'iniziativa si inserisce nella rassegna Chiese in Musica. Ancora notizie legate allo sport, la storica gara di nuoto in mare Cavi Sestri, giunta alla 44esima edizione, torna anche quest'anno con qualche variazione sul percorso e alcune partecipazioni di grandissimo prestigio. Ci sarà infatti anche Sofia Goggia, campionessa di discesa libera di sci, che invece di indossare appunto gli sci domani si tufferà nel mare di Sestri Levante per nuotare insieme ai tanti partecipanti alla manifestazione, che è organizzata dalla Lega Navale di Sestri Levante e ha avuto inizio nel 1975, quando Vittorio De Salsi e Franco Locascio decisero insieme di istituire una traversata dell'amicizia non competitiva. Per l'edizione 2019 l'appuntamento è per domani mattina. I concorrenti della categoria atleti prenderanno via alle 11:45 dalla baia di Portobello per arrivare dopo un percorso di 3 km. Per la categoria amatori è stata inserita la gara da 1,5 km e per la categoria junior la gara si svolgerà su un percorso parallelo alla spiaggia, dove i ragazzi potranno nuotare su una distanza sprint di 300 metri. La premiazione si terrà al termine dell'ultima gara in programma, verrà offerta a tutti i presenti un buffet con piatti tipici rivieraschi. E 446 alunni delle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Cicagna si sono radunati al campo sportivo Roberto Piombo per una giornata di sport, un'attività che è parte integrante dell'offerta formativa dell'istituto ed è stata coordinata dalle docenti Daniela De Martini e Barbara Orlandi. Le società sportive hanno messo a disposizione i loro insegnanti, mentre alcuni studenti delle scuole secondarie di Cicagna e Gattorna si sono resi disponibili come tutor. I bambini hanno potuto provare ogni singola disciplina sportiva e hanno preso parte fra una postazione e l'altra a giochi tradizionali. Inoltre è stato organizzato anche un torneo di mini volley e c'è stata la possibilità di incontrare a tu per tu alcuni giocatori della Virtus Entella che i ragazzi hanno seguito durante l'anno grazie ad una collaborazione con la società biancoceleste. Infine, ma non meno importante, la gara di lettura riservata alle quinte elementari che hanno risposto alle domande relative ai 5 libri letti durante l'anno scolastico.
E giornata dello sport per la scuola primaria di Carasco, docenti e società sportive si sono impegnati per far conoscere anche in questo caso ai bambini alcune discipline che troppo spesso passano in secondo piano rispetto agli sport più conosciuti. Il tradizionale appuntamento annuale ha visto la presenza del neosindaco Massimo Casaretto, decine le società sportive e le associazioni che hanno partecipato alla manifestazione. In chiusura uno sguardo alla nostra programmazione, questa sera la rubrica Noi Chiesa, vediamo in anticipo i titoli. La sfida del Vangelo nel quotidiano. Monsignor Tanasini sta incontrando in questi giorni i lavoratori di diverse realtà produttive del territorio, proposta a tutti l'attualità del messaggio evangelico. Veglie di affidamento del tempo estivo di crescita dei giovani. Al termine del percorso di formazione a Rupinaro, al momento di preghiera e la riflessione sul tema libertà. Una piccola edicola per una memoria collettiva. È stata restaurata a Sestri Levante l'edicola mariana sul ponte medioevale di Santo Stefano del Ponte, punto di sosta irrinunciabile lungo le antiche vie di comunicazione. Europa, luogo della persona, aperto al dialogo inclusivo e solidale. Il messaggio del Papa alla conferenza Rethinking Europe di 2 anni fa, reso attuale dal recente voto europeo. È tutto per questa edizione di TG Gli Oggi, l'informazione torna domani mattina alle 7:30 con il nostro TG Rassegna Stampa, continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.